Il suono di una sirena è sinonimo del verificarsi di una calamità e perciò semina il panico. In queste circostanze però la protezione civile ci insegna l'importanza che assume l'avere il sangue freddo e comportarsi come da protocollo. A ciò serve la simulazione di evacuazione che è stata riprodotta questa mattina all'interno del secondo istituto comprensivo G. Modugno G. Gallei, mediante la collaborazione del nucleo di protezione civile guidato dal maresciallo Michele Lafronza del locale comando di polizia municipale. Al suono della sirena delle ore 10:20 circa, gli studenti di ogni ordine e grado, in pochi minuti, sono stati condotti in fila per due all'esterno dell'edificio dei docenti, dove hanno sostato sino a che si concludesse la prova attraverso la formulazione di un appello nominale per verificare che tutti gli studenti fossero stati tratti in salvo e la compilazione di un'apposita documentazione.